Bene, la parola alla vicepresidente della Giunta regionale del Veneto e assessore alla cultura, onorevole Marino Giorzato. Tanto buonasera a tutti, credo che la vostra presenza dimostri che Vittorio Sgarbi, quando ha avuto questa idea, ha colpito nel segno. C'era un sogno un anno fa, quello di portare la Biennale di Venezia a terra, di portarla in mezzo al Veneto. La Biennale è molto veneziana, molto mondiale, e quando Vittorio Sgarbi qualche mese fa in quel di Roma, in una conferenza stampa, ha lanciato questa idea, devo dire che il primo sì, ma era scontato, è stato del Veneto. Gli abbiamo messo a disposizione la più bella villa che abbiamo in centro al Veneto, una villa attrezzata per questo. Lui ha fatto quello che voi avete già visto perché l'abbiamo atteso con cuore, ma intanto abbiamo visto la mostra. Credo che in qualche maniera mettere assieme la nostra storia, il nostro tessuto del vissuto con queste ville e il nostro futuro con l'arte contemporanea sia una sfida che oggi dimostriamo che Vittorio ha vinto. Io lo ringrazio, ma lo ringrazio perché 1 milione di visitatori all'anno che vanno a vedere le nostre ville venete, con iniziative come questa, probabilmente usciranno dalle nostre ville con più cultura dentro se stessi. Ringrazio Vittorio Sgarbi, ti do la parola. Grazie a voi.